Buongiorno a tutti, oggi con me, qui ad Emergenza, il gruppo Ama la Fede. Buongiorno ragazzi, voglio fare una piccola introduzione. Ama la Fede mi ha colpito perché, come ho detto varie volte nelle varie interviste, da produttore cerco prima di tutto di ascoltare musica nuova e di goderne. Quando il mio orecchio, il mio animo, il cuore si soffermano a godere profondamente di una musica, faccio una cosa molto semplice, contatto l'artista e cerco di chiedere loro un'intervista. Gli Ama la Fede sono figli del Napoletan Power, questa è la prima cosa che mi viene da dire. Il loro album Kairos su tutte le piattaforme mi ricorda molto, ha influenze molto del Napoletan Power, di Pino Daniele, Enzo Avitabile, secondo me anche Zawinul Syndicate, tutta quella musica fusion molto interessante, Fela Kuti figlio maggiormente, e io sono contentissimo di averli con me quest'oggi. Ama la Fede, ciao ragazzi! È nostro, grazie, piacere nostro. Grande, allora prima di tutto vi devo fare i complimenti perché in questo mondo di mainstream costante della voglia del successo solo ed esclusivamente attraverso un unico canale, in realtà voi avete le palle, si può dire le palle sui... le palle, sì, proprio le palle per affrontare invece un tipo di musica che sia differente, anche perché il vostro non è, per il momento, almeno per quanto riguarda il primo disco, non è cantato, quindi è tutto strumentale e ci avvicina non solo alla musica di oltreoceano, ma comunque dà vitalità, vigore e importanza anche a quella che è la musica partenopea, giusto? Benissimo, voi, io so che stasera, quindi loro ci vedranno in differita, ma stasera voi avete un concerto e quindi io cercherò di essere abbastanza breve perché la musica prima di tutto. Quindi vado al succo della questione, no? In questo mondo mainstream, no? Dove tutti ascoltano un certo tipo di musica, la musica pop, e quindi non si aprono orecchie magari per la massa, io dico questo, verso altre vie, no, musicali. Qual è stata la critica, no? Più dura che avete ricevuto? E come a Torino si dice, come ve la siete svangata? Cioè come avete reagito da questa cosa qua? Posso avanzare critiche dure proprio non ne abbiamo fortunatamente poi, viene da dire, non ne abbiamo ricevute finora. Se posso avanzare qualcosa che secondo me è stata una critica è il fatto che ma il cantante non ce l'avete, ma lo sapete che la vostra musica con una voce sarebbe figa? Ecco, questa, cioè secondo me quando qualcuno avanza una cosa del genere sentendo quello che facciamo vuol dire che probabilmente non ha capito fino in fondo quello che è il nostro messaggio, cioè che noi facciamo musica strumentale per un motivo, non perché sia una base per far cantare qualcuno, cosa a cui probabilmente alcuni ascoltatori oggi sono abituati, però noi portiamo avanti quest'idea di musica strumentale fatta in un certo modo, seguendo anche un filone che era quello che si portava anche una volta, come hai detto tu, fino anni 70, inizio anni 80. Comunque ogni genere ha la sua peculiarità, noi seguiamo una scia che è quella e quindi al momento non sentiamo il bisogno di avere una voce che da accompagnare, se così si può dire. Poi non so se mi vengono in mente altre. Io sono d'accordo, io avrei fatto lo stesso identico esempio, cioè non la critica, non abbiamo ricevuto critiche esageratamente negative, però questa è quella che abbiamo ricevuto di più. Critica, per virgolette, consiglio, lo definirei un consiglio che però, come ha detto anche lui, posso dire che per tutti quelli che vedranno questa video intervista, come diceva Enzo Avitabile, lo dice ancora ai suoi concerti, diceva ballammo messaggio, è fondamentale. Questo disco qua, Kairos, secondo me, per ogni sua traccia non ha bisogno della voce, e lo dico da produttore, no, musicale, anch'io avrei fatto la scelta di non mettere voce, perché ogni traccia ha una storia e questo si sente, e credo che sia la cosa più importante per chi faccia musica strumentale, che se tu fai musica strumentale e improvvisi esclusivamente su un giro armonico, sì, è bello, no? È la jam session e incominci a dimostrare la tua bravura. Io in realtà quello che percepisco all'interno di ogni brano è che ogni brano ha una sua identità, ha proprio una storia da raccontare, cioè mi arriva un messaggio anche se attraverso una forma esclusivamente musicale.
Però noi a Napoli siamo la gente del bel canto e quindi per forza a Torino magari questa cosa, se avrò il piacere di ospitarvi qua a suonare una volta in queste zone, sicuramente avreste un'opinione differente, perché magari non sono legati a quella logica del canto popolare come siamo legati noi. E questa è la prima. Ecco, dato che voi fate della musica particolare, cosa ne pensate dei talent show? Bella domanda. Li lasciamo a chi canta. Bravo, questo è bello, bravo. Però se fosse aperto a delle band strumentali come voi, cosa... Io penso che poi parlo per me, non a nome di tutti, però penso che i talent siano, cioè, semplicemente un modo di intrattenere il pubblico, così come lo sono tanti altri programmi, cioè sono comunque trasmissioni televisive e devono secondo me essere presi per quello che sono. Quindi che poi possano rivelarsi anche magari un modo per arrivare a un pubblico più ampio. Però sostanzialmente, se la vediamo in chiave musicale, il discorso è sempre lo stesso. Se hai qualcosa da dire, arrivi. Se non hai niente da dire, puoi andare a tutti i talent che vuoi, semplicemente non hai niente da dire e quindi non arriverai. È uno strumento come tanti altri che può portare a una visibilità. Quindi partecipereste voi? Se ci fossero talent per band solo strumentali, magari un pensiero ce lo faremmo. Ok, quindi l'importante è giustamente... Però dal momento che non esistono ancora non ci poniamo la questione. Certo, è giusto così. E a questo punto si collega la terza domanda, è molto essenziale in realtà, no? Se arrivasse una grossa proposta musicale da un'etichetta molto importante, con un budget importante che vi permetta poi di concentrarvi sulla vostra musica, a quale compromesso sareste disposti? Bella domanda. Non so. Se arrivo e dico allora io sono X Music, no? L'etichetta più importante e questi sono i soldi per i primi 3 album, però voglio la voce. Perché ci hai chiamato allora? Risponderei. Perché mi piace la musica. Okay. Allora se ci hai chiamato perché piace, perché ti abbiamo colpito, vuol dire che tu la domanda, o meglio la proposta di mettere la voce non me la fai. Benissimo, quindi la vostra identità non si può snaturare rispetto a qualsiasi offerta commerciale, no? Avremmo fatto tutt'altro se avessimo voluto scendere, non dico a compromessi, ma se avessimo voluto anche raggiungere un pubblico semplicemente più ampio. Cioè facciamo un tipo di musica che ci rendiamo conto noi per primi che magari è più settoriale, però ci sta bene questa cosa perché ci lascia la libertà di poterci esprimere così come vogliamo, per quello che siamo, e quindi va bene, ci prendiamo tutto quello che viene. E poi secondo me c'è anche il discorso che ognuno di noi, diciamo che affronta la musica in modo diverso, cioè molti di noi hanno anche altri progetti dove vanno a suonare per lavoro, diciamo tra virgolette, certo. Quindi l'identità di Amalafede è anche qualcosa di più vicino a noi come esseri umani, diciamo, a noi come persone più che a noi come musicisti. Quindi io penso che ha un'importanza, diciamo, un'importanza che va oltre il lato economico. Se mi fai un'offerta, siamo sempre in 5, ma non ci chiamiamo Malafede. Esatto. Giusto. Ma sai cos'è? Ultimamente per le interviste che sto facendo sto sentendo artisti di vario calibro, musicisti che a me piacciono, quindi secondo me suonano bene, no? Suonano bene, hanno qualcosa da dire. E tutti stanno facendo questo ragionamento e sapete che sono veramente contento di questa cosa qua. Cioè anche quello che fa musica pop, no? Non si vuole snaturare in questa direzione qua. A differenza di prima che dici sì, qual è il compromesso a cui devo scendere? Questo va bene. Vuol dire che la gente, magari anche quelli che affrontano la musica in maniera intelligente, si sono stancati di stare al compromesso di X e di non far sì che determinata musica possa arrivare alle orecchie di altre persone. Perché io dico sempre, voi siete in 5 e la vostra musica vi piace. E siete già in 5 nel mondo, no? 6 sono io. E come me, chissà quante persone amano la musica di Amalafede, capito?
Il senso è questa cosa qua, quindi è bella questa direzione. Io voglio capire questa cosa ed è l'ultima domanda che vi faccio per poi chiudere. Come ho detto, voi siete figli del Napoletan Power, no? Mi ci metto di mezzo anch'io perché mi piace pure a me. E ho fatto per esempio questa cosa qua. E sto continuando anche nelle produzioni a mettere questo, no? Nelle produzioni che affronto io. Se Pino Daniele, Enzo Abitabile, chi vogliamo mettere ancora nel Napoletan Power di potente? Vabbè, i vari musicisti da Tullio. Chi? James? Non ho capito. De Crescenzo, ok. De Crescenzo sono arrivati con un determinato tipo di musica, anche abbastanza particolare, no? Abbastanza intellettualmente avanzato, cioè colta, no? A renderla popolare, quindi popular music, cioè per il popolo, no? Come mai adesso la popular music, questa cosa non è identificata con artisti di questo calibro qua? Oh, non di questo calibro, perché sono musicisti bravissimi, però è di quest'ondata qui. Posso rispondere io secondo me a questa cosa? Vai, prego. Perché secondo me, perché una volta quello che oggi chiamiamo funk, per esempio, una volta si chiamava disco music e veniva suonato nelle discoteche. E quello, diciamo, era la pop music all'epoca, era la musica popolare, tra virgolette. Vero. Adesso non è più quella, quindi semplicemente è cambiato il mondo e si è evoluto e adesso c'è un altro nome, adesso la chiamiamo Napoletan Power, magari all'epoca si potevano definire jazz, si potevano definire in qualsiasi altro modo, magari De Crescenzo si sarebbe potuto definire pop, diciamo Ancora per esempio, no? Nel disco di Ancora, in cui ci sono canzoni esageratamente melodiche e canzoni molto più ritmiche, figlie appunto del funk, del jazz americano di quegli anni, che poi era quello che andava, quindi sostanzialmente la musica pop dell'epoca, come possiamo dire pure i Parliament, possiamo dire pure Kool and the Gang, Chic, eccetera eccetera, quello che oggi chiamiamo funk all'epoca era disco music, era pop. Ok, quindi tu dici è cambiata la concezione proprio del pop in generale. Secondo me il pop è quello che si riconosce come più mainstream all'interno di un'epoca. Ok, quindi secondo te in quest'epoca qua, che è la nostra, in quella in cui viviamo, nonostante abbiamo radici che affondano in un altro tipo di musica, credi che il mainstream di oggi debba essere esclusivamente rintanato al pop che ascoltiamo adesso tutti i giorni, dalla trap fino al pop classico? O può esserci invece la possibilità che il pop possa cambiare un po' il suo aspetto? Io penso che possa cambiare, io penso che sicuramente lo spettro del pop sia più ampio, cioè appunto non sia una categoria chiusa, ma sia una categoria appunto con dei limiti abbastanza sottili e abbastanza facili, diciamo, da intraprendere. Basti pensare appunto a quello che succede in America, in cui a un certo punto esce Bruno Mars con, come si chiama il batterista con cui Bruno Mars ha fatto il disco? Dice Anderson .Paak. Con Anderson .Paak, diciamo, che ha richiamato molto quella roba anni 70, ma anche Random Access Memories, che è uscito nel 2012 di Daft Punk, ha richiamato molto a disco music, eccetera eccetera. Quello è rientrato nel pop. Get Lucky, nonostante sia un pezzo sostanzialmente degli Chic, è rientrato nel pop di quegli anni. Quindi c'è speranza. Certo, c'è speranza di fare risaltare un altro tipo di pop, perché si confonde sempre, no? Il pop vuol dire popular music, cioè la musica del popolo. L'ultima anche i Beatles erano pop. Esatto, sì. Anche i Beatles erano pop. E i Beatles sono il primo gruppo pop. E pensate alla sperimentazione che hanno fatto in tutti gli album che hanno fatto. Loro come gruppo e come solisti. La speranza c'è sempre, e questo è importante, bisogna radunare un po' le forze, no? In questa situazione qua. Benissimo, io cosa vi devo dire? Sicuramente qua in sovraimpressione vedrete tutti i collegamenti per Yama la Fede. Io vi auguro ogni bene, nel nostro gergo come si dice merda, poi noi arrivando dalla capitale del sud siamo un po' scaramantici e di conseguenza è meglio non parliamo, però vi mando dei messaggi dal cuore, nel senso di dire forza Wajun che siete forti veramente, e
amo la vostra musica e per questo vi ho contattato e spero che anche altre persone possano ascoltare profondamente i vostri brani. Ultimissima domanda, che cosa avete ancora, cioè, in programma adesso? Adesso abbiamo in programma di girare un poco e poi già stiamo componendo brani per un secondo lavoro, sempre in questa scia, che sarà sempre un'evoluzione, perché siamo in continua evoluzione. Giusto. Quindi stiamo lavorando a queste cose. Speriamo di farvele sentire al più presto. Benissimo. Allora ragazzi, io vi ringrazio di avermi prestato il vostro tempo, avermi dedicato il vostro tempo. Merda per questa sera che andate a suonare. Sempre. Grazie. Forza Napoli, si può dire. Va bene. Grazie di cuore, andiamo alla fede. Grazie. Ciao ragazzi. Grazie. Ciao, grazie. Ciao ciao.